Mattinata di paura in una palazzina in via Magnolia a Grumolo delle Abadesse per una probabile fuga di monossido di carbonio in cui sono rimaste intossicate diverse persone. Scongiurato il peggio, tutti i condomini sono stati immediatamente allertati per poi essere soccorsi e assistiti dal personale del SUEM con le ambulanze intervenute e portati per precauzione in ospedale. Nessuno in pericolo di vita. Oltre ai vigili del fuoco intervenuti anche i carabinieri. Su un condominio lì composto da 9 appartamenti in via delle Magnolie, i proprietari del terzo piano si sono sentiti male, uno è anche svenuto e ha riportato un trauma facciale. Da lì si sono cominciati a sentire male partendo dal terzo piano, poi a scendere il secondo e il primo e hanno chiamato i soccorsi, sono intervenute le ambulanze, e i vigili del fuoco sono intervenuti subito si pensava a una fuga di gas, poi le indagini dei vigili del fuoco hanno constatato che c'è stata una combustione, quindi del monossido di carbonio che ha invaso, diciamo, i piani. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la dispersione, le cui cause rimangono comunque ancora da accertare da parte dei tecnici, sarebbe riconducibile alla combustione lenta della cellulosa utilizzata come isolamento nel sottotetto, presumibilmente surriscaldatasi in prossimità della canna fumaria. E sono tutti in buone condizioni, sono in osservazione al pronto soccorso di Vicenza. Le operazioni di ventilazione, bonifica e messa in sicurezza dell'edificio da parte dei vigili del fuoco sono durate tutta la giornata. Stiamo aspettando il resoconto, diciamo, dai vigili del fuoco e dall'ospedale per capire se tornano stasera e se eventualmente tornano, se possono rientrare nelle proprie abitazioni. Io ho già allertato, diciamo, comunque il comune, ci siamo già allertati con l'ufficio tecnico, sempre in collaborazione con i vigili del fuoco e con i carabinieri, per cercare di trovare eventualmente una sistemazione.